Tarzo, un comune senza preti. Prima la morte a fine settembre di Don Angelo Lucchetta, parroco di Corbanese Arfanta, e mercoledì la scomparsa di Monsignor Francesco Taffarel, arciprete di Tarzo da 15 anni. 2 decessi arrivati uno dopo l'altro nel giro di 10 giorni, una tragedia per l'intero paese. Entrambi i sacerdoti sono deceduti durante il sonno, la causa in entrambi i casi un infarto. Don Francesco è morto con i suoi genitori, parecchi suoi familiari sono morti così. È morto a pochi giorni di distanza, come ricordavo poco fa, di Don Angelo, suo caro compagno di età e di messa, in modo molto simile a lui. I 2 lutti hanno lasciato l'intera comunità senza una guida e con il calo delle vocazioni la diocesi non riesce per il momento a trovare un sostituto che possa reggere le parrocchie del comune trevigiano e il paese è scosso. Non ci sono sacerdoti, perciò aspetteremo, vedremo. Comunque è stata una brutta cosa, ecco. Purtroppo era già crisi prima e ci facevano dei turni e adesso è ancora peggio, non so come faranno. E il vescovo di Vittorio Veneto ha nominato amministratore parrocchiale di Corbanese Arfanta un diacono laico, Elio Cao, però non potrà celebrare messa e neppure confessare, potrà solo svolgere attività pastorale e amministrativa. Per le messe si avvarrà della collaborazione di un sacerdote direttore dell'ufficio amministrativo della diocesi, ma la parrocchia di Tarzo al momento è senza un parroco e bisognerà trovare un sacerdote all'altezza di Monsignor Francesco Taffarel, segretario di Papa Luciani per 3 anni, quando il futuro Giovanni Paolo I era vescovo di Vittorio Veneto. Umile, semplice, che darà sempre buon esempio. Era una persona tanto cara che si aveva anche confidenza perché proprio era come uno di noi. Persona molto umile, molto brava e veramente in gamba. Oggi dovevamo fare la gita alla Verna insieme, un pellegrinaggio, e purtroppo siamo qui a commemorarlo.